Questa sembra buona con la velocità da parte di Valpicetto Jet, mentre in seconda posizione rimane Zemellino con all'esterno l'errore da parte di Bernardina 8, TC che stava progredendo. Bernardina passa così TC a squalificato. condurre immediatamente Zia Memecla, che passa attaccata all'esterno da Doncaster, che è partito fortissimo. Doncaster che va su Zia Memecla, c'è stato 31 per il primo quarto e Andrea Sessa tira una bordata severa a Leonardo Vastano, passa a condurre dopo 600 metri di corsa. Doncaster al comando, 44-1. Zia Memecla in seconda posizione, in terza Valpicetto Jet, in quarta Zemellino, in quinta Diamond Wise L, poi ancora Allocco Jet di fuori Eclair Magic, precede Barnaba Baba e Ziguli dei Greppi, sposta Zemellino dalla quarta posizione sul ritmo velocissimo imposto dalla testa. Il primo chilometro passato in 1:14,5, che per Doncaster vale ovviamente molto bene. Zemellino sposta, si scopre, si porta in scia Diamond Wise L, così ora Barnaba Baba è in terza pariglia, mentre in quarta c'è Ziguli dei Greppi. Davanti alle tribune una frazione in 14,5, 1,29 i 1.200. Zia Memecla segue sempre le mosse di Doncaster, scoperto Zemellino, Diamond Wise L in pariglia, in corda Valpicetto Jet che precede Allocco Jet, la curva di destra passata in 15,2, si prosegue a gran ritmo, Diamond Wise L sposta per aggirare Zemellino che non lo porta avanti, sposta Barnaba Baba in anticipo nei confronti di Ziguli dei Greppi, questi due che andranno a lottare la corsa perché stanno arrivando ad ampissime falcate, il miglio in 1,59, passa Barnaba Baba, all'esterno c'è Ziguli dei Greppi, i due che si allontanano dal resto della compagnia quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Barnaba Baba è in vantaggio nei confronti di Ziguli dei Greppi che lo segue, Barnaba in vantaggio nei confronti di Ziguli, Barnaba Baba che ha una di margine nei confronti di Ziguli dei Greppi, Barnaba Baba che nel finale vince netto nei confronti di Ziguli dei Greppi, al terzo Diamond Wise L, al quarto Zia Memecla, poi foto per il quinto tra Doncaster e Camelot Griff, 28,9 ad arrivare il successo di Barnaba Baba. Preparato a puntino, Otello Zorzetto in salchi, Alessandro Raspante al training, i colori della scuderia Calesso Filomena, successo del 7 anni da Maharaja, che Otello Zorzetto porta al traguardo nei confronti di Ziguli dei Greppi, che è seconda al terzo posto. Andiamo a rivedere 11-15 l'accoppiata, 11-15-2 la combinazione tris, 11-15-2-5 la combinazione quartet, foto micidiale tra il 13 e il 14 per il quinto posto. Andiamo a rivedere ancora una volta per provare a sciogliere già live questa fotografia. Barnaba Baba vince, Ziguli dei Greppi è seconda, Diamond Wise L terzo, poi Zia Memecla probabilmente allo steccato. Doncaster potrebbe essersi ancora difeso da Camelot Griff, c'è ovviamente il verdetto del giudice d'arrivo da aspettare.